nel Vangelo di Luca, capitolo 9, dal verso 28, il passo della trasfigurazione. Luca 9, anticipiamo leggendo anche il verso 27. Terzo Vangelo nell'ordine del Nuovo Testamento, il Vangelo del dottore Luca. Questa storia è riportata sia in Matteo, sia in Marco, sia in Luca, e in tutti e tre i passi è scritto precisamente dopo 6 giorni, dicono Matteo e Marco, dopo circa 8 giorni, quindi 6 giorni. È più approssimativo Luca perché probabilmente chi aveva consultato gli aveva detto era in quel numero di giorni, allora dice circa, quindi è il motivo per cui è così precisa l'indicazione 6 giorni dopo, è perché Gesù dice qualcosa che ha fatto un po' incuriosire, confondere alcuni nel verso 27. Ora io vi dico in verità che alcuni di quelli che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio. E 6 giorni dopo, circa 8 giorni, dopo questi discorsi, Gesù prese con sé alcuni di quelli che erano presenti prima, precisamente Pietro, Giovanni e Giacomo, e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un candore sfolgorante. Ed ecco 2 uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme. Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno, e quando si furono svegliati, videro la sua gloria e i 2 uomini che erano con lui. Come questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bene che stiamo qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nuvola che li avvolse, e i discepoli temettero quando quelli entrarono nella nuvola. E una voce venne dalla nuvola dicendo: Questi è mio figlio, colui che io ho scelto, ascoltatelo. Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo, ed essi tacquero e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto. Verso 37, il giorno seguente, quando essi scesero dal monte, una gran folla andò incontro a Gesù. Preghiamo. Signore, aiutami, abbi pietà di me, Signore, riempimi di Spirito Santo, perché io possa condividere con i miei fratelli ciò che hai messo nel mio cuore, Signore. Signore, abbiamo bisogno di parole che vengono dal cielo, di parole di uomini ne udiamo tante, in gran numero. Abbiamo bisogno invece della tua parola che è spirito e vita, Signore, la tua parola che dà vita all'anima che invoca il tuo nome. Parlaci, Signore, secondo il nostro bisogno. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi. Tre hashtag per i nostri adolescenti, che sono poi i 3 punti che voglio meditare insieme a voi. Salire, ascoltare, scendere. Salire, ascoltare, scendere. Questa storia è raccontata, dicevo, in Matteo, in Marco e in Luca, e ognuno dei 3 Vangeli ci dà qualche dettaglio in più. Proveremo a mettere insieme per avere un quadro chiaro di questa storia. È un fatto particolare. Se vi ricordate, abbiamo letto la scorsa settimana di Giovanni che nella sua epistola, quindi molti anni dopo, dice quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo contemplato. Ecco, molti pensano che
Giovanni si stia riferendo, soprattutto quando usa il termine contemplare, si stia riferendo proprio a questo fatto della trasfigurazione. Ora passa così tra i tanti fatti straordinari che gli evangelisti ci raccontano di Gesù, ma se ci pensiamo bene fu qualcosa di inconcepibile per la mente umana. Pietro stesso nelle sue lettere riporta ancora questo fatto, è come se fosse stato riportato in modo indelebile nella mente di questi tre uomini. Videro la gloria di Dio, videro qualcosa che non avevano neanche mai immaginato, visivamente videro qualcosa di inconcepibile, videro delle persone a fianco a Gesù, udirono delle parole. Tutto quello che avvenne su quel monte fu straordinario, fu rivelato loro il piano di Dio, quello che il Signore avrebbe fatto. Ora furono loro 3 sui 12 e sugli altri discepoli che Gesù aveva, ma qualcosa è cambiato dal giorno in cui il Signore è risorto, e questo qualcosa ci permette di entrare nella stessa dimensione di intimità che ebbero questi uomini. Gesù li chiamò con sé. Lui saliva sul monte e prese con sé, dice il nostro testo, Pietro, Giovanni e Giacomo. Salì con loro e ci dice Luca in modo particolare che lo scopo per cui Gesù salì era per pregare, era per incontrare il Padre. Ma invitò Pietro, Giacomo e Giovanni, li invitò a stare con lui. Neanche questa volta fanno una gran figura. Noi vediamo un'altra volta che il Signore invitò Pietro, Giacomo e Giovanni a farsi un po' più in là per pregare, e in tutte e 2 le occasioni costoro sono vinti dal sonno. Ora non pensate che io lo dica dall'alto della mia capacità di essere migliore di loro. Io non sono affatto migliore di loro. Quando anni fa a Novara dedicavamo una notte a pregare, ve l'ho raccontato che tante volte ognuno indicava un orario per cercare di coprire tutta la notte e presentare dei bisogni di preghiera della nostra comunità. E io, avendo avuto un buon sentimento e volendo incoraggiare i fratelli più anziani che magari non ce la facevano di notte, pensando che ero un baldo giovane, forte, avevo scelto le 3 del mattino, e dalle 3 alle 4 dovevo pregare. Ora, capitava che tante volte era di sabato, dal sabato alla domenica, capitava che tante volte uscivamo con i giovani, non facevamo le 2 di notte, facevamo le 12:30, e poi avevamo un'ora di sonno, e tante volte capitava che alle 3 mi alzavo per pregare, mi inginocchiavo, e quando riaprivo gli occhi erano le 8 del mattino. Quindi non vi sto dicendo che sono meglio di Pietro, Giacomo e Giovanni, però diciamo che insomma i evangelisti non fanno fare una gran figura a questi 3 discepoli, perché anche qui li troviamo oppressi dal sonno e poi si svegliano. Gesù lo sapeva. Gesù non li priva di quella, che bella scena, un nonno e una nipotina. Gesù non li priva di quello per cui li aveva chiamati. Gesù conosce i nostri limiti, Gesù conosce le nostre incoerenze, ed Egli ci chiama però a salire con Lui. Ci chiama perché Gesù vuole introdurci in una comunione più intima col Signore, in un rapporto più profondo. Fratelli, Gesù è venuto per questo. Siamo lieti questa mattina di avere molti amici tra di noi a cui diamo il benvenuto. Dio vi benedica. Qui predichiamo la parola di Dio. Con tutti i nostri limiti ci sforziamo di fare la volontà di Dio come il Signore ce la rivela nella sua parola. Ma ai nostri amici questa mattina vogliamo dire che Gesù è venuto per dirci che c'è molto di più riguardo a quello che è la nostra vita. C'è di più di quello che vediamo, c'è di più di quello che sono i nostri scopi di vita. Pensiamo al nostro lavoro secolare. Chi è muratore, chi è badante, chi è operaio, chi è impiegato. Ma voi pensate che la nostra vita sia dare dei colpi di martello a un muro
o accudire, cambiare dei panni sporchi, o scrivere dei documenti in un ufficio. Voi pensate che la nostra vita sia quello? Gesù è venuto per dirci che noi siamo stati fatti a immagine di Dio, per essere in comunione con Lui. Gesù vuole dirci che il Signore vuole farsi conoscere nella nostra vita per dare un senso alla nostra vita che non ha niente a che fare con una mazzetta di banconote in più, con un muro in più, una stanza in più o con qualche bene materiale in più. Gesù è venuto per dare un senso alla nostra vita. E fece salire Pietro, Giacomo e Giovanni. Gesù saliva spesso sul monte e tante volte gli evangelisti scrivono e lo specificano che Gesù andava in disparte. Di solito in disparte era un luogo solitario sul monte per pregare, per avere comunione col Padre. Questo è l'unico passo, lo dice Marco, se non ricordo male, o Matteo. È l'unico passo in cui Gesù va in disparte per pregare, ma questa volta chiama dei discepoli. Gesù chiama dei discepoli a stare in disparte, a pregare il Padre con Lui. Ora, quello che avvenne quella volta soltanto per Pietro, Giacomo e Giovanni, il giorno in cui si squarciò la cortina del Tempio, il giorno in cui il Signore morì sulla croce e inaugurò una via che dà accesso agli uomini presso il Padre, da quel giorno in avanti noi possiamo andare in disparte con Gesù presso il Padre. Il profeta Michea dice così: verranno molte nazioni e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe, egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. Il Signore ci chiama a salire per avere un rapporto più intimo con Lui. Quello che era un invito riservato solo a 3, ora che Gesù è risorto, è un invito esteso a tutti noi. È esteso per noi l'invito, possiamo andare al Signore, possiamo avere una comunione più profonda con Lui e in disparte. Noi conosceremo Gesù come non lo possiamo mai conoscere mentre siamo coinvolti nei traffici della nostra vita. Gesù viveva con Pietro, Giacomo, Giovanni, gli altri discepoli tutti i giorni, gloriosamente, faceva miracoli, insegnava, incontrava le persone, vedevano la sua compassione. Ma quello che vedevano i discepoli di Gesù giù dal monte era un Signore coinvolto nelle miserie degli uomini, nella necessità di salvezza. Lo vedevano lì che si sporcava i piedi nelle strade polverose, che stava spalla a spalla con chi lo pressava perché voleva un miracolo, una parola. Lo vedevano lì coinvolto, lo vedevano un uomo tra gli uomini che era benedetto dal Signore, era ripieno di Spirito Santo, parlava come nessun altro parlava. Ma lo vedevano lì al punto che alcuni avevano l'ardire, increduli, di contestare il Signore, di essere in opposizione a Lui, i farisei, i sadducei, gli scribi. I discepoli vedevano un Gesù in mezzo agli uomini, coinvolto nella vita umana. E tante volte vediamo noi Gesù così. Lo vediamo quasi come se fosse un nostro pari, glorioso sicuramente, pronto a intervenire sicuramente, ma ci sfugge un aspetto e quell'aspetto di Gesù non lo troveremo mai mentre siamo coinvolti nel traffico vertiginoso della nostra vita. L'aspetto che non possiamo mai vedere di Gesù qua giù, lo possiamo vedere soltanto quando saliamo, andiamo in disparte con Lui. Allora vedremo qualcosa di Gesù che non abbiamo mai conosciuto, lo vedremo glorioso. Lo vedremo trasfigurato. Questa descrizione che gli evangelisti fanno ricorda molto quello che vide Daniele, quello che vide Giovanni. L'aspetto del suo volto fu mutato
La sua veste divenne di un candore sfolgorante. Un altro evangelista dice di un tale candore che nessun lavandaio può raggiungere. È scritto che la nuvola che nascose i tre, non Pietro, Giacomo e Giovanni, ma Gesù, Mosè e Elia, era una nuvola luminosa. Quello che videro questi uomini e che, come dicevo prima, li segnò per tutta la vita, infatti nei loro scritti della fine della loro vita lo riportano ancora. Quello che segnò quegli uomini fu una rivelazione di Cristo che era più alta del traffico della nostra vita quotidiana. Il Signore ci vuole far conoscere qualcosa di più di Lui, qualcosa che ci dice chiaramente che siamo alla presenza di Dio, che è un privilegio per noi camminare col Signore, che non ha a che fare solo con le poche cose che facciamo qua giù, ma è qualcosa di più elevato. Noi siamo figli di Dio, siamo alla presenza Sua gloriosa, siamo presso il trono della Sua grazia. Cose grandi sono previste per i figli di Dio. Noi vogliamo andare un po' più in alto, vogliamo conoscere Gesù un po' di più. Non vogliamo limitarci a vivere le cose di qua giù, perché cosa abbiamo vissuto nell'ultima settimana? Ma abbiamo pensato a Dio per le cose di lassù, abbiamo cercato la gloria del Signore. Fratelli, noi possiamo aspirare a questo, perché Gesù vuole farci conoscere questo. Se abbiamo vissuto la nostra vita degli ultimi 7 giorni, circa 8 giorni, 6 giorni, senza pensare che potevamo vedere un Signore splendente, abbiamo pensato al lavoro secolare, abbiamo pensato a riposarci dopo il lavoro secolare. Ma la nostra vita è davvero questo? È davvero questo la nostra vita? Noi siamo fatti a immagine di Dio, a procurarci ciò che ci serve per vivere un giorno in più. Fratelli, non è questa l'immagine di Dio. Tutti gli altri esseri viventi vivono per procurarsi ciò che serve per vivere un giorno in più. Noi non siamo fatti per questo. Noi siamo fatti per vedere la gloria di Dio salire. Amen. Ma una volta saliti, dobbiamo ascoltare, non stare, ma ascoltare. I 3 discepoli furono chiamati da Gesù, lo scopriamo nella storia, non per vivere sul monte, erano chiamati lì per ascoltare. Fratelli, è sempre così. Quando il Signore chiama un uomo, una donna a salire, a staccarsi da tutto il resto, a lasciare indietro tutto il resto, sta chiamando per ascoltare. Ed è interessante, sfogliando la Bibbia, per cercare gli esempi di quelli che il Signore chiamò a salire per ascoltare, che i personaggi chiamati a far questo furono Mosè. Ve lo ricordate? Il Signore lo chiamò sul monte, non per vivere sul monte come gli israeliti lasciati giù credettero. Ah, Mosè ormai se n'è andato sul monte, facciamoci un vitello d'oro perché non torna più, ha deciso di stare lassù. No, Mosè era stato chiamato a salire per ascoltare la voce del Signore. Un altro, Elia. Il fatto del deserto, arrivò su quel monte dove c'era la caverna, arrivò nella caverna, uscì fuori dalla caverna lì nel monte, il Signore lo chiamò a salire lì, non per vivere lì dove lui forse avrebbe voluto finire la sua vita lì, sappiamo la storia, ma era lì, salì sul monte per ascoltare la voce del Signore. Un altro fu chiamato a salire per ascoltare e per vedere, Giovanni. In Apocalisse è scritto, il Signore gli dice: sali e ti mostrerò le cose che avverranno. È curioso vedere che furono Mosè, Elia e Giovanni, che si trovarono tutti e 3 ancora in questo passo a salire, chiamati a ascoltare, non stare, ma ascoltare. Tutto di quell'evento aveva un messaggio importante. Perché apparvero Mosè ed Elia?
perché rappresentavano la legge, Mosè e i profeti. E Gesù era l'adempimento della legge e dei profeti. Si stava compiendo davanti agli occhi dei 3 discepoli il messaggio che da lì a poco tutto il mondo avrebbe conosciuto, che tutto quello che il Signore aveva pianificato nella storia del mondo, nella storia di Israele, la legge del Signore, i profeti che annunciavano il messaggio di Dio, tutto si stava completando in Gesù. C'era un messaggio, la presenza di quei 2 grandi uomini parlava di questo. La voce del Padre che dice, ordina, questo è il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Il Padre dice, ascoltatelo. E Gesù parla poi ai discepoli. E che cosa dice? Mentre stanno per ripartire, Gesù dice, io risorgerò. E se poi leggete la storia nelle altre versioni, loro dicono, va bene Signore. E poi si guardano tra di loro. Ma cos'è che ha detto? Ogni tanto capita, no? Che qualcuno, specie magari chi non conosce la nostra lingua, tu parli, hai capito? Sono stato chiaro? Sono riuscito a spiegarmi bene? Sì, ho capito. Come quella volta che ero con un fratello americano, non vedente, ed eravamo a evangelizzare per le strade. Faceva freddo, pioveva. E io ero nel gruppetto, ero l'unico che, credevo io, sapeva un po' di inglese. E allora me lo sono portato, almeno questo povero fratello con qualcuno scambiava qualche parola. E mentre passeggiavamo e evangelizzavamo, faceva freddo, si alzava il vento e a un certo punto lui mi ha detto una frase in inglese. E io ho detto sì, ho capito. E ho iniziato a raccontargli tutta la mia vita. Però vedevo che lui non era molto convinto e dicevo non è convinto perché la mia pronuncia non è buona. Insomma, abbiamo fatto un giro lungo. Io per raccontargli tutta la storia ho proseguito tranquillamente il tragitto e finalmente siamo arrivati alla macchina. Ci siamo infilati in macchina, faceva freddo e poi sono arrivati gli altri fratelli ed è arrivato anche il fratello Mortelliti, che lui l'inglese lo sa bene. E allora il fratello americano non vedente, che quindi dipendeva da me, poverino, anche volendo non poteva decidere di piantarmi lì e tornare, richiese la stessa cosa, perché poi l'ho riconosciuta la frase, al fratello Mortelliti. Il fratello Mortelliti gli rispose in inglese e io ho compreso la risposta e il fratello gli aveva detto manca poco alla macchina perché fa freddo. Io non so come ho fatto a capire tutto il resto, ma insomma avevo detto sì, ho capito e gli ho detto tutt'altro. I discepoli fecero così. Il Signore gli disse non dite nulla di quello che è accaduto in questo monte fino a quando io non risorgerò. Va bene, Signore? Poi si guardano e scrive l'Evangelista, non avevano mica capito che cosa voleva dire quel risorgere. Sì, avevano detto di sì. Ogni tanto capita con qualcuno dei fratelli, ogni tanto qualcuno che ha qualche compito mi dice no fratello non dirlo tu, perché tante volte i fratelli, quando sei tu che lo chiedi il pastore, ti dicono di sì perché sei il pastore, però poi non lo fanno, ti dicono di sì per gentilezza, quindi provo a dirlo io, che se mi devono dire di no almeno mi dicono di no. E fecero così i discepoli. Va bene Signore, ma non avevano capito. Ma lassù c'era un messaggio da ascoltare. Ed era un messaggio che avrebbe cambiato la loro vita. Quando il Signore ci chiama a salire su, ci chiama per ascoltare. Il Signore ha un messaggio per noi questa mattina. E abbiamo tutti gli elementi davanti a noi per ascoltare il messaggio di Dio. Non ci sono giustificazioni. Di che cosa stavano parlando mentre erano lì? Dicevo della resurrezione. La resurrezione è l'atto di vittoria
della salvezza. Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, ma noi sappiamo che i nostri peccati possono essere perdonati perché il terzo giorno Gesù è risorto ed è vivente qui questa mattina. Gesù stava parlando di vittoria, il messaggio che il Signore ci vuole far udire a ognuno di noi questa mattina è che c'è vittoria nel nome di Gesù. Egli ha vinto la morte, non c'è avversario capace di vincere il nostro Salvatore. Ha vinto il peccato, ha vinto il giudizio, ha vinto le prove, ha vinto ogni cosa. Risorgendo ce l'ha dimostrato. E questo messaggio è per noi. E lì ci fa salire perché noi possiamo ascoltare. Amen. Ma dopo che abbiamo ascoltato, quando ascoltiamo le parole del Signore, le parole del Signore sono miele per l'anima, danno vita all'anima. Quando siamo benedetti in un culto, non tanto per l'organizzazione, per il canto che è il nostro preferito e l'hanno scelto i fratelli, no, ma quando siamo benedetti perché il Signore parla al nostro cuore, che è qualcosa di gran lunga migliore, e svela i segreti del cuore, e Dio ci fa sapere che forse gli uomini sono ignari di quello che noi viviamo, ma Dio lo conosce bene. Beh, noi non è così, siamo spinti sempre a dire al Signore: Signore, io mi fermo qui, perché ascoltare le tue parole non c'è niente di meglio. Pietro stesso dice, quando il Signore sfidò i discepoli dicendo: a volte il mio parlare è duro, ve ne volete andare anche voi? Pietro disse: Signore, da chi andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. Quando il Signore ci parla, noi vorremmo stare lì per sempre. Luca, il nostro traduttore, fa dire questo a Pietro: in realtà non c'è differenza. Maestro, è bene che stiamo qui. In realtà nel testo originale sia Matteo, sia Marco, sia Luca scrivono: Signore, è bello per noi stare qui. È bello stare qui per noi. Saliti, abbiamo ascoltato, quello che abbiamo ascoltato è impareggiabile. Signore, è bello stare qui, è bello per noi. Ma il punto è che siamo stati chiamati a salire per ascoltare, ma non per stare. Infatti l'Evangelista è lapidario nel giudicare Pietro. Non aveva capito niente. Aveva visto Mosè ed Elia, aveva sentito la voce del Padre, aveva visto Gesù trasfigurato, aveva visto la gloria del Figlio di Dio, aveva visto la nuvola luminosa, aveva visto sparire Mosè e Elia, aveva ascoltato i discorsi dei tre. E qualcuno dice, forse curiosamente: ma di che cosa parlavano Mosè, Elia e Gesù? Mosè e Elia erano uomini chiamati ad adorare il Figlio di Dio. E forse avrebbero potuto pensare i discepoli: in quell'angolo di cielo il Signore ci vuol far vedere come i redenti adoreranno Dio. Voglio proprio vedere come Elia adora il Figlio di Dio. Voglio proprio sentire le parole di Mosè che esprimono la lode al Figlio di Dio. No, sapete di che cosa stavano parlando? È scritto. Stavano parlando parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme. Non stavano parlando della gloria del cielo, non stavano parlando della gloria che spettava al Figlio di Dio. Mosè, Elia e Gesù stavano parlando di quello che di lì a poco, scendendo, Gesù avrebbe fatto. Quindi anche i discorsi che Pietro, Giacomo e Giovanni avevano ascoltato parlavano di scendere, parlavano di tornare giù. Quando il Signore ci fa ascoltare la sua voce, noi non dobbiamo stare lì. Egli ci fa ascoltare la sua voce perché noi possiamo poi scendere. È bello stare qui per noi. Era un'espressione un po' egoistica,
non cattiva, ma egoistica. Per noi è bello stare qui. Per Gesù era bello ricevere l'adorazione di quelli che lui aveva redento, ma la nostra chiamata è a scendere. Non è ancora il tempo per noi. Noi siamo chiamati a camminare nelle vie del Signore per servire il Signore. A quanti non hanno ricevuto Gesù come Salvatore, a quanti non sono sicuri della loro salvezza, a quanti hanno dei dubbi, voglio dire questo: ricevete Gesù come Salvatore. Adolescenti, ascoltatemi, giovani, che ancora non vi siete decisi, e io vi chiedo: perché state aspettando? Che cosa state aspettando a decidere di ricevere Gesù come Salvatore? A chi è nuovo qui per la prima volta questa mattina, ricevete Gesù come vostro Salvatore. I vostri peccati vi saranno perdonati, voi diventerete figli di Dio e scoprirete che la vostra vita è nel piano di Dio. C'è qualcosa di più per voi. Dio vuole usarsi di voi come strumenti per scendere. Quando scesero, e questo è riportato in tutti i Vangeli, trovarono il caos. Un padre afflitto per un figlio indemoniato. Tutti a dibattere. Cosa dobbiamo fare? Fate questo, fate quello, non siete capaci, non trovate il modo, non è questa la via. Gli scettici che usavano l'incredulità e l'incapacità dei discepoli di Gesù per attaccare Gesù. Il caos. Bisogna scendere, perché giù c'è il caos senza Cristo. E quando i discepoli vanno da Gesù e dicono: perché non abbiamo potuto noi liberare? Il Signore dice, rispondo con le parole di Gesù, ma usando il nostro testo di questa mattina: perché dovevate venire in disparte, perché dovevate salire, ascoltare quello che bisognava fare e poi scendere. Bisogna scendere. Dopo aver ascoltato, qualcuno dice: io basta, di questo caos ne ho abbastanza. È bello per me stare qui sul monte non mi raggiunge nessuno, né gli increduli, né i litigiosi, né gli afflitti, né gli oppressi. Basta, è bello stare qui. Non penso a me, Signore, farò una tenda per te, per Mosè, per Elia, ma io voglio stare qui perché qui è bello. No, dobbiamo scendere. Gesù stesso conversava con Mosè e Elia di quello che doveva fare scendendo, e lo stesso dobbiamo fare noi. Il Signore ci fa salire per farci tornare lì dove c'è la sofferenza, lì dove non c'è il Signore. E noi che abbiamo conosciuto qualcosa di intimo del Signore, sappiamo che cosa può fare il Signore nella vita di un uomo, di una donna, lì noi dobbiamo scendere. Lì dove c'è bisogno del Salvatore, lì dove dobbiamo dire che Gesù è morto ed è vivente, dobbiamo scendere. Ora, adesso pregheremo. Qualcuno forse è chiamato dal Signore a salire. Salga. Si stacchi da tutto e salga, segua il Signore, lo riceva, ubbidisca alla voce del Signore. Qualcuno è salito e sta strabiliando i suoi occhi dicendo: sto udendo cose straordinarie, sto vedendo, sto ascoltando cose meravigliose, è bello stare qui. Io quasi quasi vivo per me stesso, mi sazio di tutto quello che sto vedendo delle cose belle del Signore. No, chi è salito e sta vedendo la gloria di Dio, ascolti bene, perché la gloria di Dio rivelata agli uomini non è fine a se stessa, ma ha un messaggio chiaro. Ascolti bene. Il messaggio dice: il regno di Dio è arrivato. E chi sta ascoltando e vuole stare lì, scenda. Chi ha udito il messaggio, l'ha ben compreso, scenda, perché quel messaggio non è per noi, è un messaggio di cui il mondo ha bisogno. A casa tua c'è bisogno di questo messaggio, quello che tu hai ascoltato, sul tuo posto di lavoro, con la persona che incontrerai domani,
con un fratello afflitto. C'è bisogno che qualcuno ascolti il messaggio. Giù c'è il caos e il Dio dell'ordine ci ha dato quel messaggio capace di dare ordine alle vite, di dare vita, di dare luce, e quel messaggio lo dobbiamo portare noi nel nome di Gesù.